Con Massimo Mariotti al termine di questo 5-5 con il Lodi, 5 volte in vantaggio, 5 volte ripresi, con molto rammarico e con un gol fantasma alla fine. Sì, diciamo siamo stati un po' polli, anche se devo fare complimenti alla squadra perché comunque anche stasera abbiamo fatto una grande partita, tra l'altro proprio Gigio Bresciani, l'allenatore, e tutto il Lodi hanno detto che meritavamo la vittoria stasera, però alla fine dopo queste 5 partite devo dire che se mi avessero detto all'inizio del campionato che avevi 5 punti ero contento, ma per le prestazioni che abbiamo fatto sono anche un po' incazzato perché un punto a Viareggio e 2 stasera meritavamo gli 8 punti. Però questo è lo sport, va accettato, complimenti a Lodi che comunque ci ha creduto fino alla fine e credo che sia stata anche una bella partita con capovolgimenti di fronte, divertente, non ci siamo mai risparmiati e quindi niente, però questo è lo sport, va accettato. Lodi che comunque sulla carta avrebbe dovuto, diciamo così, fare la squadra da battere e ha sofferto parecchio qua a Grosseto. Tutto sommato però possiamo dire che anche nelle partite che abbiamo visto dove il Grosseto doveva partire da sfavorito ha fatto sempre vedere di essere in partita e è andato in crescendo nelle ultime settimane. Ma sì, il Lodi per il roster che ha, per quello che ha fatto negli ultimi anni, è chiaro che parte favorito come doveva partire favorito il Bassano contro di noi, però poi siamo fatti con una testa, due braccia e due gambe. E se siamo intelligenti e la squadra sta rispondendo bene fin dall'inizio alle sollecitazioni, credo che siamo una squadra organizzata, una squadra che ha delle buone individualità, delle buone trame di gioco, sappiamo essere camaleonti nei momenti della partita e quindi credo che questo penso sia merito dei giocatori che ascoltano. E il fatto di aver fermato sia il Bassano e sia il Lodi qui in casa sotto un certo aspetto ci fa piacere, ci dà orgoglio, ci dà stima e autostima, ripeto. Però stasera è un pochino più dura da ingoiare, mentre il pareggio con il Bassano è venuto in rimonta, stasera abbiamo sempre tenuto noi, non dico il pallino del gioco, però siamo sempre stati avanti, abbiamo creato tante occasioni. Quindi ecco, c'è un pochino rammarico, ora sabato abbiamo una settimana per recuperare, sabato abbiamo una trasferta quasi anche questa proibitiva con il Valdagno e poi inizierà un calendario a parte Trissino un pochino più, diciamo, con squadre più alla nostra portata, dove lì dovremo misurare la nostra personalità, perché qui stasera si perde, sono bravi, sono forti, fa niente. Lì dobbiamo essere maturi come squadra, di imporre il nostro gioco con squadre che non sono completamente superiori a noi, come potrebbe essere un Bassano, un Lodi o un Viareggio. E allora vedremo di che pasta sarà fatto il Grosseto, intanto 5 punti nelle prime 5 partite, complimenti alla tua squadra e grazie a Massimo Mariotti. Grazie a voi, alla prossima.